Signore e signori, buonasera. Ci troviamo al Country Club di Gragnano, dove stasera si svolgerà la premiazione del 15° premio Fedeltà allo Sport. Nato da un'idea di Walter Nieri, in questi 15 anni ha visto premiati tantissimi atleti ed ex atleti di tutti gli sport. Vedremo chi saranno coloro che questa sera riceveranno le Sfingi d'Oro e le litografie di Giampaolo Bianchi. Abbiamo ai nostri microfoni il dottor Mauro Macera, presidente della GEAL di Lucca. Anche l'anno scorso era venuta questa premiazione. Mi sembra una bella collaborazione per questa bella iniziativa che si svolge qui a Lucca. Ma io credo che questa sia una manifestazione bella, importante e che dà la possibilità a tutti noi di conoscere e di poter premiare sportivi che meritano veramente il nostro applauso, ed è con grande soddisfazione che sono qui anche quest'anno e mi auguro di poter seguire e conoscere altre persone, perché Nieri veramente ci dà la possibilità di poter passare una serata concretamente bella. Diciamo, la GEAL a Lucca è anche vicina a tante iniziative, credo che sia un'occasione di più per dimostrare questo vostro impegno. Ma noi siamo una società che funziona piuttosto bene e siamo lieti di poter partecipare a questa iniziativa che riteniamo bisognerebbe ce ne fossero di più in realtà, perché è un mondo che vale la pena di conoscere, di seguire e di praticare. Tra i giovani premiati quest'anno anche Giacomo Ciucci, navigatore di rally. Ricevere un premio nella propria città credo sia una bella soddisfazione. È sempre una bella soddisfazione ricevere un premio, un riconoscimento così provinciale, comunque è un bel premio e mi fa piacere, insomma, è un riconoscimento per quel poco e per oro fatto e che insomma mi fa molto piacere. A proposito, presentati ai nostri telespettatori, quanti anni è che fai il navigatore e diciamo finora quali risultati sei riuscito a ottenere? Ma io ho 24 anni, corro da quando avevo 19, quindi 5 anni che corro e niente, ho gareggiato all'inizio solamente qui in zona toscana, poi già dal 2008 ho cominciato a uscire fuori nei trofei asfalto e quest'anno ho fatto il mio esordio internazionale, ho cominciato subito l'anno con il Rally di Monte Carlo. Tra l'altro con un pilota greco, quindi è stata proprio un'esperienza totalmente internazionale, perché all'estero con un pilota che parla un'altra lingua, quindi è stata un po' una cosa nuova anche per me. Però sono gare che spero di continuare a fare di qui in avanti, perché sono gare dove ci si fa le spalle e dove si impara. Renzo Dal Porto, uno dei primi soci onorari del premio Fedeltà allo Sport, ci vediamo quest'anno per il 15° anno, credo che sia veramente un appuntamento bello e che si ripete ogni anno ancora meglio. Sì, io credo proprio che tutti gli anni il nostro mister Varte faccia proprio le cose come a Lucca nessun altro sa farle praticamente. Comunque soddisfatto di far parte di questo premio e di questa organizzazione? Certamente, tutti gli anni ho sempre partecipato, sono uno dei primi, come ha detto già lei, praticamente sono veramente soddisfatto di essere qui presente. Abbiamo ai nostri microfoni ora Sergio Guidi, presidente della Bama di Altopascio, che devo dire può approfittare di questa occasione per dare un annuncio di quello che è avvenuto proprio ieri sera alla sua squadra. Sì, ieri sera abbiamo compiuto, tra virgolette, un piccolo miracolo sportivo, perché abbiamo eliminato il Costone Siena, una corazzata incredibile, siamo arrivati alle semifinali playoff in C dilettanti, in un palazzetto stracolmo pieno di gente, è stata veramente una bella serata. Invece, tornando al premio Fedeltà allo Sport, credo che questa premiazione, dove sono presenti diciamo, rappresentanti di un po' di tutti gli sport, sia un modo proprio per riconoscere anche tanti sport che forse non hanno a livello nazionale quello spazio che meriterebbero. Io sono molto onorato, presidente di una piccola società, a essere a fianco di grandi campioni nazionali e internazionali, per cui per alcuni ho fatto il tifo in televisione, no? Parlo dei calciatori, quindi per me è solo che un onore e vi ringrazio per l'invito. Michele Citarella, che diciamo, scrive sul Tirreno, è un giornalista del Tirreno, ma soprattutto è un collaboratore sul giornale Lo Sport di Walter Nieri.
questa premiazione ancora una volta che vede la presenza di tantissimi sportivi, credo che sia un modo di riconoscere quelle che sono tante attività che di solito non vengono riconosciute purtroppo neanche sui giornali. Sì, è l'occasione per varie cose, tra cui quella di dare il giusto e importante valore allo sport e a tutti gli sport, e l'opportunità anche dell'attenzione verso atleti giovani e anche meno giovani che hanno fatto veramente tanto per le rispettive discipline. Devo dire, approfitto anche dell'occasione nuovamente per dire questo, sul giornale Lo Sport riuscite a seguire tanti sport, non diciamo minori, ma tanti sport che non hanno il giusto spazio proprio su quotidiani magari come il Tirreno o la Nazione. Ecco, credo che questo sia il modo migliore per proporre un giornale, un settimanale o quindicinale a volte come è Lo Sport. Sicuramente questo è un aspetto che caratterizza la rivista del patron Ranieri, e io sono ben lieto di dargli spesso una mano, e poi è l'opportunità anche per avere un rapporto diretto col personaggio. Per esempio, faccio un esempio banalissimo, non si parla solo esclusivamente di aspetto tecnico, ma si entra anche sull'aspetto umano dell'atleta, del professionista, della storia che c'è dietro al singolo atleta. Ripeto ancora una volta, più o meno giovane, ognuno ha sempre qualcosa da raccontare nella più o meno breve esperienza di vita e esperienza professionistica. Giovanni Lodetti, diciamo, l'indimenticato mediano del Milan, che credo che sia contentissimo quest'anno per quello che la società rossonera sta facendo. Ma io direi di sì, anche perché è vero che le aspettative erano quelle giuste per vincere il campionato, però devo dire che l'hanno fatto in maniera molto positiva, nel senso che hanno giocato anche un ottimo calcio e dovrebbe essere, diciamo così, l'anno buono, ecco. Allora, questo, diciamo, ormai possiamo dirlo che è l'anno buono, a parte, però voglio dire questo, spesso tornando alla festa qui lei è presente, credo che sia un modo di ritrovarsi ormai quasi tutti gli anni qui al Country Club dove si svolge il premio Fedeltà allo Sport. Ma devo dire che sono molto contento, ringrazio Valternieri e tutti gli organizzatori che hanno, diciamo così, questa costanza di invitarmi, e a me fa piacere perché Lucca è una bellissima città, la gente è favolosa, dunque mi ci trovo bene e sono contento. Noi gli auguriamo di trovarci qui anche l'altro anno. Ma io mi di sì, magari con un altro campionato oltre a quello di quest'anno, o qualche cosa di più, magari con la Champions. Comunque, indipendentemente dalle battute, insomma, siamo contenti noi milanisti, sono contenti anche per la Lucchese che si è salvata e che può fare anche qualche cosa di più, dunque diciamo così che dal punto di vista dell'anno sportivo siamo positivi. Allora, Giampaolo Bianchi, qui accanto a me, è l'autore delle Sfingi d'Oro e anche delle litografie. Un riconoscimento che abbiamo visto tutti coloro che vengono qui a questo premio Fedeltà allo Sport ricevono molto volentieri e che lei ogni anno mette a disposizione degli organizzatori. Certo, questa è un'iniziativa che merita un grandissimo rispetto, e vorrei dire una cosa per chi non partecipa a queste serate, per capire esattamente che cos'è il premio Fedeltà allo Sport. 2 ore fa eravamo in un bar del centro con il campionissimo Lodetti e mi è venuto da fargli una domanda: qual è il ricordo più bello che hai di tutta la tua carriera? E lui mi ha risposto: il provino col Milan. Allora voglio dire, noi conosciamo i successi della gente, riusciamo a vedere le immagini di quando giocavano, ma soprattutto questo serve per conoscere le emozioni vere, che sono la parte più bella di ogni personaggio. E noi proprio per quello vogliamo dire che anche ricevere il suo premio e i suoi premi credo che sia una bella soddisfazione sia per coloro che lo ricevono, ma anche per lei che le mette a disposizione. Certo, è una cosa sicura, perché ripeto, è tutta gente che ho la possibilità di conoscere, con la quale stringo dei rapporti che si conservano nel tempo e soprattutto si conoscono gli uomini più che i campioni, e questo per me è la cosa più bella che ci sia. Stefano Gori, presidente onorario del premio Fedeltà allo Sport, ma soprattutto un grande atleta che ancora ottiene risultati dopo tanti anni di attività. Sì, dopo tanti anni di attività ancora otteniamo dei risultati, questo merita il sacrificio che sempre mettiamo ogni giorno in gara, in pista.
Diciamo, come presidente onorario del Premio Fedeltà allo Sport, ormai credo che sia veramente soddisfatto di tanti sportivi e personaggi che vengono a questa premiazione. Sicuramente Walter ogni anno mette il suo impegno, il suo valore, la sua capacità e porta ogni anno dei grandi personaggi, come ogni anno lui promette e mantiene. È una grande persona e quindi va sempre portato su tutti rispetto, perché veramente come lui, devo essere sincero, non ce ne sono. Noi ti ringraziamo per la presenza e soprattutto per essere da tanti anni presidente di questo premio. Beh sì, Walter mi ha voluto dare questo onore di essere presidente onorario oramai da tantissimi anni, anch'io non so più quanti anni siano. Sono contento, felice veramente di coprire questo presidente onorario, quindi grazie a Walter Nieri. Però. Tra i giornalisti che quest'anno riceveranno la Sfinge d'Oro, Tiziano Crudeli, diciamo, lo conoscono tutti come grandissimo tifoso del Milan, ma io devo dire, ho letto che lei viene dal tennis prima di essere appassionato di calcio. No, io sono sempre stato appassionato di calcio, ho cominciato nell'ufficio stampa della Federazione Italiana Tennis il mio percorso giornalistico, la Federazione Italiana Tennis come capo ufficio stampa regionale in Lombardia. Sono stato 12 anni e poi ho cominciato a fare le radiocronache e poi sono arrivato in televisione facendo il mio percorso prima a Odeon TV, poi a Tele Lombardia, adesso a 7 Gold. Il ricevere questo premio è il primo anno che vengono premiati dei giornalisti per questo premio Fedeltà allo Sport, credo che sia anche il riconoscimento alla grande sportività, nonostante tutti dicono che è troppo tifoso del Milan, però credo che abbia dimostrato di essere veramente un grande sportivo. Ecco, vedi, io, diamoci del tu, visto che siamo colleghi, quello che non riesco a capire e non riesco a far capire, che secondo il mio punto di vista si può essere tifoso di una squadra, ma si può anche essere obiettivo. Come dicevo poco fa ad alcuni colleghi, il fatto che io abbia subito manifestato la mia fede calcistica per i colori rossoneri per il Milan mi ha fortemente limitato professionalmente, proprio perché c'è la convinzione sbagliata che un giornalista tifoso non può essere obiettivo. Io invece spero di aver dimostrato e di dimostrare di essere anche obiettivo oltre che tifoso del Milan. Tra i giornalisti premiati con la Sfinge d'Oro, quest'anno è il primo anno che vengono premiati i giornalisti, c'è Elio Corno, avremo piacere di sentire da lei la sua vita professionale, come è arrivato a essere il personaggio che tutti conosciamo oggi. No, ma io ho cominciato con i quotidiani, io ho lavorato per 15 anni al Corriere della Sera, poi sono stato al Corriere d'Informazione con Nino Oppio. Poi dal Corriere sono passato alla Gazzetta dello Sport con Gino Palumbo direttore e infine ho fatto gli ultimi 15 anni per un totale pratica quasi di 40 anni di professione di giornalismo come prima inviato e poi come responsabile, redattore capo della redazione del giornale di Montanelli. E quindi nel frattempo ho cominciato a fare della televisione. Allora nascevano le prime televisioni private a Milano. Ho fatto la panchina di Rivera, poi ho fatto l'ora di Mazzola e poi mi sono trovato a Tele Lombardia con Baffetto e lì è iniziato un sodalizio che sta continuando da quasi credo 6-7 anni, 8 anni. Quest'anno col fatto che il Milan vinca il campionato credo che qualche sfottò in più lo sta prendendo. Ma io negli ultimi 4 anni con l'Inter mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Quest'anno tocca loro quest'anno sono stati fra l'altro anche fortunati che l'Inter purtroppo i primi 4 mesi gliel'ha regalati con il salumiere, cioè Benitez, che ha fatto più danni che il resto. Poi è arrivato un altro genio della panchina, Leonardo, e quindi ormai la stagione è andata come è andata, insomma. Eraldo Pizzo, che ricordiamo nel 99 ricevette la Sfinge d'Oro, quest'anno è nuovamente presente qui a Lucca, tra l'altro sappiamo che sarà premiato un atleta che a livello di pallanuoto non è stato simile a lei, ma insomma si è avvicinato molto. No, anzi direi che mi ha superato, perché questo ragazzo qui che verrà premiato questa sera, Tamas Kasan, ungherese, ha fatto delle cose straordinarie, insomma un atleta che ha vinto 3 medaglie d'oro consecutivamente alle Olimpiadi, campionati del mondo europei, Coppe dei Campioni.
Diciamo che credo che sia uno degli atleti più vincenti in generale nello sport. E stasera qui con me sono felice perché merita anche qualche riconoscimento che, diciamo, tante volte gli atleti della pallanuoto non godono di queste cose. Invece qui al Premio Fedeltà allo Sport credo che sia una delle manifestazioni dove tutti gli sport sono praticamente considerati allo stesso livello, e credo che questo sia un piacere anche per chi pratica degli sport che non sempre hanno il riconoscimento che meritano. Sì, infatti io quando sono venuto qui la prima volta che ho vinto il premio nel 99 ero in lizza con Moser e mi sono meravigliato che di fronte a un atleta della portata di Moser, di uno sport molto conosciuto, poi il premio sia andato a me, e questo qui è proprio una dimostrazione che qui si fanno le cose per lo sport e non soltanto per gli sport importanti. Le persone della mia età, quando la domenica sera accendevano la televisione per vedere la domenica sportiva, diciamo la maggior parte delle volte sentivano parlare di questo signore, dei risultati che otteneva. Questo signore è, per chi non l'avesse ancora riconosciuto, è Abdon Pamic, ricordiamo olimpionico nel 64, ma soprattutto credo che sia lei che ha reso popolare la marcia in Italia. No, prima di me ci sono stati anche altri grandi campioni, penso, non sono solo stato io, c'è stata sempre una scuola in Italia di questa specialità che si è tramandata nel tempo. Lei, oltre che essere campione olimpionico, nel 72 è stato portabandiera alle Olimpiadi della Nazionale. Ecco, è stato più emozionante fare il portabandiera o conquistare l'oro olimpico nel 64? Ma sono due diverse sensazioni, una è una vittoria olimpica, l'altra è un fatto di orgoglio così per essere stati scelti a fare il portabandiera, ecco. Dobbiamo dire che ottenne l'oro olimpico nel 64, ma nel 60 a Roma arrivò terzo. Ci fu un po' di delusione quella volta. Sì, perché ci ha avuto dei contrattempi, per cui le Olimpiadi più facili da vincere, quelle del 56 di Melbourne, quelle di Roma, non le ho vinte. Ho vinto la più difficile, ho dovuto fare quasi un quarto d'ora, il record olimpico di un quarto d'ora per vincere un'Olimpiadi. La ringraziamo di tutto e dobbiamo dire prima di chiudere una cosa, ma come mai oggi si parla così poco di marcia in Italia? Ma può darsi che ci sono altri sport, ci sono tante televisioni, una volta c'erano solo quando gareggiavamo noi c'erano solamente le 2 reti o 3 reti Rai, e la gara di marcia era costantemente ripresa tutte le domeniche, ritrasmessa anche 2 volte. Adesso può darsi ci sono altri interessi, anche molti economici, quindi il dio denaro fa ruotare il mondo in quel senso lì. Pochi minuti fa abbiamo parlato con Eraldo Pizzo e gli abbiamo detto che aveva fatto una grandissima carriera, ma mi ha detto: rispetto a Tamas Casas sinceramente ho fatto molto meno. Ha vinto questo atleta che è qui accanto a me per 3 volte le Olimpiadi, ma la cosa più eclatante è che dal livello giovanile fino ai massimi livelli hai vinto tutto praticamente. Sì, è così, sono abbastanza fortunato che posso dire che ho vinto tutti i trofei che si possono vincere, dai giovanili fino ad oggi, quindi è bello sentire queste cose da Eraldo, da un grandissimo campione, mi fa piacere. Stasera ricevi la Sfinge d'Oro, credo che sia un bel riconoscimento, perché molto spesso, ripeto, la pallanuoto non è che sia premiata così come altri sport. Sì, è un bel riconoscimento, sono molto, molto contento. È bello quando i risultati comunque hanno anche un valore di questo senso, quindi sono molto onorato. Allora, Daniele Martinelli della ditta Comet, socio onorario del Premio Fedeltà allo Sport. Ogni anno un appuntamento fisso, devo dire che ogni anno riuscite a mettere insieme un gruppo di atleti veramente importante. Sì,
Salve, buonasera a tutti. Allora, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, anzi ce l'ha fatta, perché è Walter Nieri, naturalmente noi gli diamo solo il supporto naturalmente morale e qualcosa economico, insomma. Diciamo che anche quest'anno c'è tutto pieno, lo sapete, tutto. Quello che è secondo me abbastanza importante quest'anno è che si abbracciano ancora di più un po' tutti i settori, diciamo, non solo il calcio, ma per esempio quest'anno c'è la pallanuoto, c'è praticamente anche un personaggio della maratona, quindi ecco, quello che è lo sforzo è quello di avere sempre diverse tipologie di personaggi di sport. Ivano Fanini, uno dei primi soci onorari del Premio Fedeltà allo Sport. Ho detto più volte un appuntamento ormai fisso, quest'anno è il 15° anno, ma sempre ogni anno qualche novità e qualche personaggio che veramente attrae tutti coloro che vengono qui. Direi che Walter Nieri tutti gli anni porta delle novità, però ultimamente ha un po' abbandonato le novità del ciclismo, no? Anche se dico che qui ha portato il mondo, ha portato Gimondi, ha portato Merz, ha portato Moser, ha portato Saronni, ha portato tutti i De Vlaming, però negli ultimi anni ci ha un po' abbandonato noi del ciclismo, anche te Tomei penso che sei un uomo di ciclismo. E quest'anno con Antonioni e Chiarugi sicuramente due personaggi a livello che hanno portato la nostra Fiorentina, che siamo toscani, ad alti livelli, che sono personaggi che sono indimenticabili, e poi un'altra serie di personaggi di altri sport che non le seguo molto, però insomma direi che come ogni anno stupisce Walter Nieri per il suo impegno in questo appunto premio dello sport. Aldo Biagini, socio onorario, ma soprattutto diciamo ex presidente della Lucchese Calcio. Allora, soddisfatto di quest'anno quello che ha fatto la Lucchese? Per me hanno fatto poco per nulla, per me. Cosa si aspettava? Volevo già fare prima, ma aspettavo che rendesse bene la società. Se si va a giocare a calcio è tutta una cosa vera. Io partivo, quando c'ero io, facevo davvero. Ora lì è tirato via e sciupano tutto. Se si sciupa tutto, come si fa ad andare allo stadio? Non ci si può andare più, no? Io la vedo così la cosa. Tutte le cose che dovrebbero dire tante. Io non vuole parlare tanto perché tanto per me è tutto finito. No, non è tutto. Allora, a proposito di Premio Fedeltà allo Sport invece, un appuntamento che la vede anche quest'anno presente, sono 15 anni, lei è uno dei primi soci, credo che sia un piacere tutti gli anni ritrovarsi. No, è bravo, è molto bravo perché lui è un po' di quelli che pigiano davvero a lui, vorrebbe fare qualcosa, ma vedi, i lucchesi li vede nessuno. Io potevo vedere l'ultimo, perché poi sono anche mezzo malato, non potevo venire. Allora, ai nostri microfoni Luciano Chiarugi ha da poco ricevuto la Sfinge d'Oro qui a Lucca, credo sia veramente un premio meritato, ma anche una soddisfazione da parte sua riceverla. Sì, sicuramente queste sono serate stupende che quando un giocatore o un professionista, visto che stasera ce n'era tanto, una serata meravigliosa, riceve un premio del genere non può essere che orgoglioso. Orgoglioso perché penso che venga premiata la professionalità di un atleta, di un professionista, e credo che poi il calcio ci abbia dato la possibilità anche oltre a tutto di divertirci e far divertirsi, che penso che sia un coronamento personale importante, perché questa manifestazione credo che è veramente riconosciuta un po' da tutti, che sono veramente orgoglioso di ritirare questo premio. Diciamo, il suo nome è legato al Milan, ma soprattutto diciamo, alla Fiorentina, in cui ha vinto lo scudetto. Ecco, come vede il futuro della squadra viola? Ma guardi, questa è una domanda che spesso e volentieri qui a Firenze ci chiediamo un po' tutti quanti, no? Le radio private ti chiedono: ma tu cosa consigli? Consigli non bisogna darli, bisogna solamente che i Della Valle siano consapevoli che Firenze merita veramente di ritornare a dei livelli dove Prandelli e altri allenatori avevano portato questa squadra e questa città, perché i suoi tifosi meritano sicuramente di avere
sicuramente un palcoscenico più importante, perché credo che Firenze, la Fiorentina e l'affetto soprattutto negli anni della Valle credo che abbiano dimostrato veramente di essere cambiati in positivo e di essere veramente maturati sotto l'aspetto, come si può dire, il tifoso prima era un po' più scalmanato a Firenze, invece adesso hanno cominciato veramente a essere più pacato e più responsabile e vuole sicuramente riportare questa squadra, perché l'incitamento che fanno i tifosi della Fiorentina a questa squadra non è che si vede da tante parti, perché credo basta andare allo stadio, mettersi in tribuna, ti fanno vedere ancora la pelle d'oca per le coreografie e per il tifo che fanno. Sicché io auguro della Valle di sentire come si sente noi ex questa passione di ritornare a essere veramente protagonisti nel nostro campionato. Io le voglio fare un'ultima domanda. Stasera assieme a lei è stato premiato Giancarlo Antonioni. Sì. Come lo vedrebbe come nuovo presidente della Fiorentina? Ma io e Giancarlo siamo amici da sempre, siamo venuti insieme, io ho proposto a Giancarlo questa serata, Giancarlo ha risposto alla grande, poi è chiaro Walter è stato bravissimo perché ha insistito in una maniera, e questo per noi non c'era bisogno di fare tanto, perché sapendo l'importanza del premio siamo venuti immediatamente. Giancarlo, sono stato il primo alla sua festa con 6-7 mila persone a sponsorizzarlo, perché io credo che Giancarlo, a diversità un po' di tanti altri, abbia dato qualcosa di più per la Fiorentina, ha rischiato anche la vita per la Fiorentina. È chiaro che poi le cose cambiano, i personaggi cambiano, però la storia non andrebbe dimenticata. Io credo che Giancarlo è un ragazzo, siccome io ci ho lavorato quando facevo l'allenatore e lui era dirigente, è un ragazzo straordinario, un ragazzo competente, un ragazzo che questa società, al di là di quelle che possono essere potenzialità di Corvino e altri, le competenze di Giancarlo Antonioni in questa società sarebbero veramente un'affinità incredibile e di competenze che la Fiorentina in questo momento ne ha veramente grande bisogno. Giancarlo Antonioni ha appena ricevuto la Sfinge d'Oro, un riconoscimento, diciamo, riconoscimenti ne hai avuti tanti con la tua carriera, però ancora un qualcosa che credo faccia ancora piacere. Sì, tra l'altro credo abbinato proprio alla mia persona, visto che si considera il premio fedeltà, quindi credo che più fedele di me nel calcio ce ne siano pochi. Dopo i 25 anni passati in Fiorentina vuol dire che sicuramente meritavo questo premio. A proposito di Fiorentina, si parla di te come di un possibile nuovo presidente della società viola. Ci puoi anticipare niente? No, nulla, perché c'è molta spinta da parte dei giornali, della stampa, dei mass media, dei tifosi chiaramente, però ad oggi concretamente non c'è niente. Queste cose mi fanno piacere, però insomma vorrei che qualcuno si facesse vivo, anche da parte della società fiorentina, se questo fosse vero. Se invece la società ritiene che non debba entrare in Fiorentina, me lo faccia sapere, ma non a me, diciamo anche alla gente, nei confronti della gente che puntualmente mi chiede a me queste cose, però credo che oggi forse vada chiesta a loro, alla società in questo senso. Quest'anno non è stato un grandissimo anno, però sono state tante le avversità che la società viola ha avuto. Sì, di molti infortuni che ha subito. Mihajlovic non ha avuto mai la possibilità di schierare una formazione al completo e sicuramente questa l'hanno danneggiata. Poi il cambio di allenatore, che è stato abbastanza repentino e abbastanza violento, con Prandelli che sicuramente ha fatto molto bene a Firenze, e cambiare un po' totalmente anche non solo il sistema di gioco ma anche le abitudini che uno aveva acquisito. Tutte queste cose hanno fatto sì che quest'anno non sia stato un anno positivo, però c'è questo buon fine campionato che sta facendo, sicuramente per il prossimo anno prenderà degli accorgimenti. Noi ti ringraziamo soprattutto per quello che hai dato allo sport e credo che la premiazione di stasera ne sia ampiamente la conferma. Sì, come ho già detto prima,
dopo tanti anni che non ha smesso, questi riconoscimenti fanno piacere. Walter Nieri, il patron di questo premio Fedeltà allo Sport, anche quest'anno sei riuscito, nonostante tante difficoltà, veramente ad avere tanti personaggi, allestire un premio degno di quei 14 che hai già allestito. Sì, diciamo che in passato spesso veniva spalmato in 2 o 3 serate, quest'anno in un'unica, come avviene da qualche anno, in un'unica serata premieremo sia i miti dello sport che i giovani emergenti che i giornalisti. È la prima volta, diciamo, che i giornalisti numericamente forse superano i personaggi dello sport nella 15ª edizione. Dimmi una cosa, ma per riuscire anche a trovare, a pensare a tanti atleti di tanti sport che diciamo non sono seguiti così come avviene nel calcio, ecco, quanti mesi ti ci vogliono e che lavoro fai? No, l'importante è avere degli amici, magari tramite alcuni che sono già venuti, poi ci sono le federazioni, mi metto in contatto, per esempio faccio un nome a Pamic, sono riuscito ad avere i suoi recapiti telefonici dalla FIDA e così via. Poi conosci, lo sai, tanti mai di quei personaggi, perché noi ne abbiamo premiati centinaia, e dopo se hai bisogno di qualcuno che vuoi premiare e non sai come fare, ti rivolgi a quelli che sono già venuti. In qualche maniera i recapiti si riesce a recapitarli, ecco. Allora, ormai da qualche anno la premiazione avviene qui al Country Club. Credo che sia un posto che ha raccolto forse i maggiori consensi, e credo che ci sia anche creato un feeling tra gli organizzatori e qui e questa sede del Country Club. Ma qui è il secondo anno che si viene, siamo stati accolti benissimo l'anno scorso, e poi c'ha un bel esterno, infatti alle 8 ci sarà l'aperitivo in giardino, lo consente per fortuna anche la serata che è molto, molto bella, e poi ci sono gli spazi, ci sono gli ambienti, le camere per i personaggi i nostri ospiti, è tutto concentrato, diciamo, in questo complesso, e ciò ci facilita i compiti. Io a questo punto vorrei sfruttarti per presentarci Alessia, che è qui da te. Quest'anno sarà, diciamo, la madrina della festa. Ecco, ce la puoi presentare te, perché diciamo, Walter stasera è diciamo, l'organizzatore, ma in questo caso ti sfruttiamo come giornalista. Ma Alessia intanto è molto brava, sorridente, e a me piacciono le ragazze di contorno che abbiano queste caratteristiche. Poi gestisce un ristorante, perché lei è molto giovane ma è già anche una brava imprenditrice. Tra l'altro oggi a pranzo ha ospitato Crudeli e Corno, che sono 2 che riceveranno la Sfinge d'Oro questa sera, e i quali gli hanno fatto i complimenti, perché oltre a essere brava come valletta è brava anche in cucina. Ora sentiamo un attimo da Alessia, mi scuso, passo avanti. Allora Alessia, è più difficile fare la valletta o gestire un ristorante? No, sicuramente è più difficile fare la valletta. Il ristorante ormai è anni che lo faccio, quindi come fossi a casa mia, via. Visto che sei così brava come valletta, allora vuol dire che bisogna venire tutti a mangiare da te. Sì, dovete venire assolutissimamente, vi aspetto. E ti ringraziamo, verremo senz'altro. Grazie. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many